Ecco qua, allora, zucchine, quest'anno ho proprio cambiato, baby anguria. Lì c'è una zucchina, poi lì ci sono i cavoli, zucchine, pomodori. I pomodori vengono bene qua, quindi li ho rimessi. Guardate, la terra è ancora bagnata da ieri sera, nonostante il caldo. E fragole, ne ho altre. E poi zucchina. Abbiamo creato questo pezzettino in più, questo angolo che prima non c'era. E questo è tutto il resto. Il punto è che i cavoli avranno bisogno di molto spazio e qui non ne avranno, le zucchine neanche, quindi ho studiato male il tutto. L'insalatina, questa qui sta già andando, fanculo, nonostante l'acqua sta andando, quindi non lo so. Quella invece sembra abbia preso bene e quella l'abbia anche, mentre questa è un po' più delicata, probabilmente non mi sembra messa bene, ecco. Qua dentro ci sono le piantine dei cetrioli, dentro questi coni. Li ho messi perché di solito le piantine dei cetrioli si rovinano facilmente all'inizio, anche muoiono, sinceramente muoiono anche di solito, e quindi per proteggerle un po' di più quest'anno ho messo questi coni che sono fatti apposta. Niente di che, è stato complicato mettere giù sti cosi, infatti sono un po' tutti storti, ma non era questa, cioè nel senso ho preso troppa roba che sarebbe dovuta andare per terra, non rialzata in spazi così piccoli. Tutte le zucchine e i cavoli non dovrebbero andare in contenitori così, soprattutto dovrebbero essere più distanziati, quindi lo so, se qualcuno ha qualcosa da ridire, lo so che le piante non sono ben distanziate, ma io faccio sempre così l'orto e sinceramente mi cresce tutto lo stesso ogni anno, quindi non vedo questo problema. Però lo dico perché magari qualcuno si sentirà in diritto di criticare questa mia scelta. Sì, è vero, insomma, la roba avrebbe bisogno di più spazio, assolutamente, ma questo è lo spazio e ho preso troppe piante e quindi ci accontentiamo, crescerà quello che crescerà. Ecco, basta. Bisogna mettere sempre le mani avanti quando si fanno video sui social, perché veramente, se no, la gente ne approfitta un po' troppo, ecco. Ciao Arthur! Veloce, insomma. Dai! Ciao! Ah, oggi panino. Ecco, sono arrivata a casa da poco e quindi, come avete visto, oggi pranzo un po' diverso dopo lavoro. Ci siamo fermati dove c'è questo camioncino che fa panini e non solo. E quindi, siccome ogni volta che c'è bel tempo c'è questo camioncino, ma non ci siamo mai fermati, e oggi abbiamo detto fermiamoci, così io non devo fare il pranzo. In realtà era già pronto, però ho detto fermiamoci. E no, anche perché domani è messo brutto, cioè comunque quello c'è solo quando c'è bel tempo. Ecco, adesso in questo momento c'è il sole, ma fino a prima non c'era. Il cielo vi faccio vedere, poi vi racconto. Il cielo è questo, quindi tutto nuvoloso. Adesso c'è questo spiraglio di sole proprio là sopra, se no è tutto nuvoloso. Questa è tutta sabbia del deserto che vedete. Ho la macchina che da nera è diventata color deserto, anzi sta diventando, perché poi dove eravamo prima a mangiare aveva iniziato a piovere anche, qualche goccia l'abbiamo presa,
però abbiamo detto no, non andiamo, no, dobbiamo rimanere qua a mangiare sto panino. Io ho preso semplicemente il panino con la salsiccia e un po' di salsa rosa, però la salsa rosa toglie il gusto della salsiccia, è vero, non avrei dovuto farla mettere. Le cipolle dovevo farmi mettere, vabbè, comunque cipolle caramellate. In ogni caso, io ho panino con la salsiccia, Franz si è preso il panino con la porchetta, la prossima volta provo a prenderlo anch'io. Poi il tipo ci ha preso in simpatia e allora abbiamo iniziato a chiacchierare e ci ha offerto un tagliere con i prodotti tipici abruzzesi, perché questo qui è dell'Abruzzo e adesso può stare lì fino a metà settembre in quella zona, e quindi niente, ci fermeremo di sicuro altre volte. È un po' costoso, ma neanche più di tanto, oddio, un panino 6 euro insomma, però alla fine la roba è buona, la salsiccia era buona, non era troppo salata, non era troppo speziata, era buona, quindi sono rimasta soddisfatta. E abbiamo mangiato proprio questo tagliere che avevo fatto vedere con i prodotti tipici, e io non so i nomi adesso, sinceramente non mi ricordo già più niente perché ci ha raccontato tutto, ma io non ho memoria, non mi ricordo queste cose. E è stato molto gentile. Non so se il ragazzo che c'era con lui era suo figlio, non lo so, non vorrei dire stronzate perché comunque siamo stati contenti di mangiare lì alla fine. E niente, poi sono arrivata a casa un po' più tardi, sono le 2 qualcosa. Comunque buono, dai. Sì, sicuramente ci fermeremo di nuovo. Comunque è vicino al lavoro, quindi insomma siamo anche comodi, no? A fermarci lì. Bene. È che l'unica cosa è che è dall'altra parte della ciclabile, quindi tanti ciclisti, tante persone insomma che vanno in giro con la mountain bike eccetera, più che ciclisti, proprio turisti magari che fanno il giro con la bici, non si fermano perché essendo dall'altra parte della strada è scomodo da attraversare, cioè è brutto da attraversare lì, per quanto si veda è un brutto attraversamento secondo me da fare a piedi, è un po' rischioso a volte e quindi secondo me tanta gente non si ferma proprio perché è dall'altra parte, però alla fine dai, abbiamo fatto un pranzo un po' diverso dal solito e fuori casa. Era da quella volta di Jesolo che non facevamo un pranzo fuori casa, quindi sono passati più di 2 mesi. Comunque dai. Niente, basta, pulisco casa. È arrivata la pioggia, alla fine. Da qua si vede. Pepe, piove! Sì, guarda, qua è tutto bagnato. Stai camminando sul bagnato. Pepe, vieni qua. Stai camminando sul bagnato. Io sono stanca morta, cioè veramente ho una fiacca. Mi ero messa un pochino qua seduta a giocare con la Nintendo. Ok? No, perché mi stavo addormentando. Ho detto ok, lascio perdere. No, in realtà ero uscita con Franz per andare giù in orto. È iniziato a piovere. Ok, non va neanche in orto, va bene. Ho detto faccio qualcosa, vado giù in orto che mi svago un attimo. Piove. Questa settimana sono un po' più tranquilla, sinceramente, sì. C'è Franz che me lo continua a dire oggi. No, sono più rilassata. Dipende anche con chi lavori, no? Ecco. E infatti questa settimana sono meglio d'umore, ecco, rispetto a tutte le precedenti. Mamma mia, una vipera, era una iena. No, ma insomma, sono un po' meglio. A parte la stanchezza, ma vabbè, vi avevo detto che mi era tornata la cistite. Non lo so. Comunque quell'integratore sta funzionando, devo dirvi, mi sto trovando bene. Siccome la cistite non era avanzata, quindi anche solo con un integratore riesci un attimo a tamponare la situazione, no? Fosse stato come l'altra volta, non credo proprio, però in questo caso sì. Infatti sto molto meglio anche in quel senso, quindi dai. Devo, appunto, come vi ho detto, devo cercare di rilassarmi il più possibile. Rilassarmi è una parola grossa, aspettate perché
Qua luce non ce n'è e è necessaria più luce, mi dice. Ma dai! Comunque sì, sto cercando di, anche quando arrivo a casa, di essere più tranquilla. Che dipende dalle giornate che si hanno al lavoro, cioè da quello che succede, no? Giusto per la cronaca, sì, anche qui arriva la sabbia del deserto. E sì, ho di nuovo la maglia di Pile più l'altra maglia sotto perché in casa io stavo morendo di freddo. Franz non so dove sia andato, ha fatto un po' di pioggerellina, perché la macchina non era così sporca prima, ma ha fatto un po' di pioggerellina e la situazione è indecente adesso. Comunque, era qui Franz, ma non so dove sia andato, non l'ho capita. Boh. Comunque, voglio vedere un attimo la situazione orto. E qua deve piovere per forza perché sennò devo dare acqua e al momento non ho neanche l'acqua. No, la terra è ancora bagnata dall'altra sera. Beh, le piantine sono belle, devo dirvi,